Monza è il tempio della velocità, è l'unico tracciato dove si superano i 250 km/h, rettilineo di partenza da oltre 330 km/h. Grande frenata per la prima variante, si scala in seconda marcia prima per affrontare il primo cordolo, poi progressivamente si riapre il gas per fare la curva più importante, la curva grande che mette di fatto poi nella parte più impegnativa tecnica di questo tracciato. Anche in questo caso settima marcia, 310 km/h, un'altra frenata impegnativa per i freni, ma soprattutto si va a destabilizzare il retrotreno, si sfruttano i cordoli per tagliare il raggio di curvatura, si sale di 2 marce e si affrontano le 2 curve di lesmo. La prima molto impegnativa, di quarta marcia, subito quinta sul cordolo in uscita, poi colpo di freno, 2 marce sotto, a poco più di 180-200 km/h si affronta la seconda curva di lesmo. Si apre la curva del serraglio, importante, viene effettuata in pieno, si passa sotto al ponte, entriamo nella curva Ascari, impegnativa, grande scalata di marce, soprattutto grande decelerazione con tagli di velocità nell'ordine dei 180 km/h. In uscita dalla Ascari si sfrutta il cordolo per aumentare velocità. Questo rettilineo può essere utilizzato per affrontare sorpassi, soprattutto in frenata prima della parabolica, che si affronta in quarta marcia, si riapre il gas, si sfrutta tutta la larghezza del tracciato, siamo di nuovo sul rettilineo principale in settima marcia, 330 all'ora.